Naturalmente una soddisfazione enorme perché il ponte è proprio bello, è stata mantenuta la parte monumentale pur staticamente messa a posto la parte strutturale, per cui diciamo che il progetto, come ho detto nel mio intervento, era perfetto e anche piuttosto economico rispetto all'idea antieconomica di fare un ponte nuovo, insomma, da un'altra parte. Il governatore lo dice sempre, se dovessimo entrare in patrimonio UNESCO servono delle infrastrutture. Oggi questa è una testimonianza proprio di quello che ha sempre detto da mesi a tutti gli imprenditori del territorio. Ma sì, guardi, questo non è un intervento solo viabilistico, è identitario, è monumentale, questo è un monumento nazionale, abbiamo fatto un bel lavoro, 13 miliardi e 7 di opere. Pensate che quello che si vede è un ponte per il quale abbiamo curato l'estetica, mantenendo tutto il profilo storico, ma dentro c'è un'anima d'acciaio che è nuova, quindi è stata nascosta, che non si vede. Quindi 2 piste ciclabili da 1,60 m, 432 metri di impalcato di ponte, direi che ci siamo. Un bel ponte e invito tutti i cittadini, senza creare ingorghi, a Maria a farci una visita. Ho visitato decine e decine di cantieri in questi 12 mesi, anche inaugurazioni molto importanti, così tanta gente non l'aveva incontrata, è una bella risposta e penso che sia anche il sintomo del fatto che questi cittadini hanno seguito l'opera, hanno seguito il corso di avanzamento del cantiere e quindi l'hanno accompagnato verso la sua definizione, verso l'inaugurazione.